Siamo adesso in compagnia di Raffaele Padrone, dirigente sindacale di FSP Polizia. Grazie per essere qui con noi questa Grazie a lei, sera. buonasera ai telespettatori. Tra insomma, i vari problemi che abbiamo spesso evidenziato in questa sede, le chiedo, visto che si va verso le elezioni politiche, quali sarebbero le priorità da chiedere al nuovo governo per quanto riguarda il mondo della polizia? Oddio, la domanda è molto difficile anche perché siamo in campagna elettorale, quindi bisogna sempre stare attenti a quello che si dice, ma più che chiedere io ricorderei. Io ricorderei a questi signori che andranno a occupare delle sedie importanti, sedie chiaramente che si spera in questa ondata di votazioni siano eletti dai cittadini, e quindi chiediamo a queste persone che saranno lì a rappresentare anche il nostro territorio, perché parlare in generale diventa difficile, ma almeno i rappresentanti che saranno eletti nel nostro territorio, non parlo solo della provincia di Pordenone, è chiaro che parlo della regione Friuli Venezia Giulia, quello che andiamo a chiedere è ricordare, soprattutto, ecco, torno a dire, ricordare qual è il numero degli agenti nelle questure della nostra regione. È vero che in tutte le questure d'Italia siamo veramente messi male. Ricordo sempre il discorso del capo della polizia: da qua a un paio di anni, anzi a fine 2023 saremo circa 30.000 in meno, quindi se rapportato alla nostra regione vedete che i numeri sono veramente disastrosi. Io dico sempre, guardiamo adesso in micro, Pordenone ha un'uscita quest'anno di 38 agenti e ne sono arrivati 10, quindi i conti subito vengono fatti, non servono tante calcolatrici. Io quello che dico è, almeno ai parlamentari che siederanno a Roma, ricordare che c'è anche il Friuli Venezia Giulia, perché noi eleggiamo i nostri rappresentanti e i nostri rappresentanti conoscono il problema, conoscono le mie dimostranze che faccio ormai da 31 anni, penso che in 31 anni uno abbia sentito e risentito quello che noi chiediamo. Io non ho mai parlato nei teleschermi di soldi, perché c'è gente che alla mia età, alla sua età, è stata licenziata, non ha soldi, vive veramente di stenti, abbiamo italiani che sono sotto i ponti e poi abbiamo gli arrivi, gli sbarchi di questi col cellulare. Io di questo sì lo dico, perché è vero, perché io ho lavorato agli sbarchi e gli sbarchi arrivano già muniti di tutto. Quindi che si valutasse quanto è importante la sicurezza, che la sicurezza non è un costo, che la sicurezza soprattutto, Tania, non deve avere un colore politico, questo lo sottolineo, perché può succedere di tutto al parlamentare di destra, di sinistra, di centro, soprattutto perché queste persone che poi raggiungono alti livelli vengono accompagnate costantemente ogni giorno da agenti della Polizia di Stato, da Carabinieri, da Guardia di Finanza, quindi rispetto anche a chi vi accompagna o vi accompagnerà. Questi sono dei ricordi che faccio ai nostri parlamentari. E poi dire una cosa, Tania, fare soprattutto, ricordo, leggi speciali a tutela degli operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri e delle Forze dell'Ordine, perché non possiamo ogni volta vedere sceneggiate che abbiamo visto, di tentativi di intervento perché non abbiamo i protocolli di intervento, ma leggi speciali perché dobbiamo rispondere non solo al magistrato ma anche all'interno delle questure, perché se abbiamo usato il manganello, se abbiamo usato il taser, se abbiamo usato l'arma in dotazione, quindi delle leggi speciali che vengano a tutelare anche il malvivente, ma soprattutto gli operatori della Polizia di Stato e, ripeto, di tutte le forze dell'ordine, perché questo è importante, perché stanno vigilando sul territorio dei cittadini che vi hanno eletto. Questo è importante.
E in merito alla carenza di personale, di organico, soprattutto per appunto il personale che va in quiescenza, non è che i giovani non sono interessati a entrare nel mondo della polizia, e questo anche da sottolineare, ma appunto proprio insomma la politica stessa non finanzia, quindi non agevola. Ecco, stavo intervenendo, non ci sono i soldi per fare un arruolamento, non ci sono i soldi per risistemare le scuole di polizia, alcune cadono a pezzi, e allora, ripeto, se diventa un costo la sicurezza, non andiamo da nessuna parte, perché guardate, anche oggi vedevo dei servizi in TV nazionali, ci sono degli hacker che dovrebbero attaccare, che hanno attaccato le istituzioni e gli istituti dell'Agenzia delle Entrate, c'è la polizia delle telecomunicazioni che sta lavorando. Quindi strumentazioni ai colleghi che fanno quella tipologia di servizio, perché questi ragazzi che abbiamo visto, no, quando sono stati individuati dai 16 ai 20 anni hanno strumentazione migliore di quella della polizia per essere intercettati. Quindi se i soldi non vengono messi in campo sulla strumentazione, figuriamoci se viene messa poi in campo per formare nuovi poliziotti o nuovi carabinieri. Questo è il problema. Abbiamo questure che sono diventate ormai dei commissariati o lo diventeranno, abbiamo delle stazioni dei carabinieri che chiudono, che hanno chiuso, che fanno servizio fino alle 8, che non possono garantire un vasto territorio come facevano prima. Dobbiamo alternare una volta la polizia a nord e una volta la polizia a sud, perché dobbiamo cercare di dividere il territorio. Prendiamo gli uomini da Pordenone e li mandiamo in Sicilia agli sbarchi. Prendiamo quelli di Palermo e li mandiamo a Viano a fare i controlli. Cioè è un po' come un famoso film, no? di Totò, che spostavano gli uomini a destra e a sinistra per far vedere, o i vecchi generali che spostavano gli uomini, ma erano sempre 10 gli uomini e li spostavano di qua e di là. Quindi questo è un po' quello che io vorrei ricordare a chi andrà soprattutto a sedere posti veramente importanti. Chiara la posizione di Raffaele Padrone. Sì, una cosa, mentre andavamo in onda, andavano i servizi, sono arrivate alcune novità anche dal mondo sindacale, e diamo questa non scoop, ma diamo un'anteprima da Telepordenone. Praticamente faccio i complimenti e le congratulazioni alla dottoressa De Bernardin Statoan, attualmente questore di Udine, che lascerà Udine e andrà a sedersi e a dirigere la questura di Treviso. E chiaramente il questore di Treviso è andato a Campobasso, e il questore a cui faccio gli auguri, il questore nuovo che arriverà a Udine, D'Agostino Alfredo, che arriva dalla questura di Lecco. Sono nominativi che stanno arrivando adesso, ne ho girati alcuni in questura in questo momento. La ringrazio per aver scelto questa piattaforma per dare questa Grazie anche a voi, perché da tanti anni ormai mi ospitate, circa 20 anni. E auguri ai nuovi questori, a chi arriva e chi lascia, perché abbiamo avuto qui la dottoressa De Bernardin come vice questore vicario, e ha fatto un'ottima carriera, e adesso si trasferisce addirittura dopo 4-5 anni in quel di Treviso. Quindi Grazie. La saluto. Anch'io mi accodo al saluto, al ringraziamento e agli auguri a chi arriverà a sostituirla. Grazie intanto anche a Raffaele Padrone per essere stato con noi. Un minuto di raccoglimento per Elena Loduca, la coordinatrice della Protezione Civile di Prepotto, che ha perso la vita mentre era impegnata a bonificare un'area colpita dagli incendi. Ha aperto la seduta antimeridiana del Consiglio regionale, chiamato in questi giorni a esaminare il rendiconto e assestamento di bilancio.